Nella primavera del 2024, Matearium, laboratorio permanente di scrittura, in collaborazione con il Comitato Amici di Franco Marchetta, il Teatri Stabil Furlan e la Filologica Friulana, ha organizzato la call drammaturgica Scene nella nebbia, che ha coinvolto decine di drammaturghi e di drammaturghe da tutta Italia, che hanno potuto leggere il testo teatrale inedito, La nebbia di Franco Marchetta, e interrogarsi sul suo finale, un finale vago, incompleto, incompiuto, allusivo? Questo non si sa purtroppo. E cimentarsi nella scrittura di una scena finale, non per completare il lavoro che il nostro amico Franco non era riuscito forse a finire, ma per cimentarsi in un gioco, per continuare il suo percorso, continuare il suo lavoro, la sua ricerca. Allora, a questo punto, chi ci ascolta si starà chiedendo perché abbiamo organizzato tutto questo. Probabilmente si sta chiedendo chi è Franco Marchetta e che cos'è l'opera teatrale La nebbia. Allora, per rispondere a queste domande, per andare più a fondo in questi interrogativi, vorrei fare una chiacchierata con, prima di tutto, un amico, uno scrittore, un amante della letteratura, un grande amico di Franco, ovvero Umberto Alberini. Ciao Umberto. Ciao, ciao Sandri, grazie di avermi chiamato, mi fa molto piacere poter scambiare con te alcune idee su questi temi. Ecco, questa appunto è una chiacchierata che facciamo, una chiacchierata che facciamo e che condividiamo con altre persone. Lo spirito è quello di continuare a raccontare, perché è importante continuare a raccontare chi è Franco Marchetta e che cosa ha fatto per il Friuli, ma in generale per la letteratura e per la gente che l'ha conosciuto e che incontrerà le sue opere. Quindi inizio a chiederti chi è stato per te, prima di tutto, Franco Marchetta. Devo dire che è stata una persona che mi ha insegnato moltissime cose. In questi giorni ho ripensato spesso a lui, anche perché cadeva purtroppo il 10° anniversario della sua prematura scomparsa, ci ha lasciato a 62 anni in un momento di grande creatività da parte sua, una creatività che però era sempre capace di coinvolgerti, questa era la cosa più bella. Io ho imparato veramente tantissimo da Franco, siamo amici da quando portavamo i pantaloni corti praticamente, da quando giocavamo a basket insieme nel Palio dei Rioni a Codroipo. Franco è nato a Udine ma è cresciuto in tutti i sensi a Codroipo e io abito a Codroipo dal 68 e ho sempre ritrovato la fertile presenza di Franco in praticamente tutte le iniziative associative, culturali, sportive, giovanili di questa cittadina. Quindi Franco era proprio una persona che voleva dare agli altri, che si metteva in discussione, che dava un suo contributo molto spesso creativo in tutte le cose che in qualche maniera comunque coinvolgevano i giovani, la cultura, anche lo sport a Codroipo. Ricordo per esempio che negli anni 70 è stato inventato il Palio dei Rioni, che era così, un torneo di basket non competitivo tra giovani, vecchie glorie, diciamo al di fuori proprio da ogni schema agonistico ufficiale. Un gruppo di giovani, guarda caso, tra i quali Franco, aveva deciso di dividere Codroipo in quattro e nord, sud, est e ovest si giocavano queste animose e animate battaglie cestistiche. E la cosa creativa però c'era anche qui, nel senso che ogni partita doveva essere preceduto da una scenetta, cioè ogni quartiere di Codroipo doveva presentarsi prima di tutto con una scenetta. Mm. Una scena così teatrale, goliardica se vuoi per certi versi, ma era quindi un torneo che intrecciava basket e teatro, se vuoi, performance. Ecco. E quindi naturalmente Franco era l'anima non solo di tutto il palio, ma anche poi del suo quartiere, che era anche quello dove giocavo anch'io. Condivido questo aneddoto di Sì, maestro che Franco è venuto a mancare insomma una decina
di anni fa e anche per Eh, questo lo esatto. stiamo celebrando, no? Ed era appena nato il Matearium, il laboratorio di scrittura Matearium, Sì, e noi organizzavamo scrittori e scritture in castello nel castello di San Pietro di Ragogna. E c'era questo misterioso e affascinante, perché era pieno di fascino, signore sì, di un'altra generazione che sì, veniva lì ad ascoltarci, a seguire, ma capivi, cioè io e Anna Gubiani, che eravamo lì gli sì, organizzatori, capivamo che c'era qualcosa di più, cioè non era un semplice spettatore, no? sì. Non era lì per caso. Non era lì per caso, però non sapevamo chi fosse. E allora ci interrogavamo, ma cosa vuole da noi? Ma chi è? Ma cosa si aspetta? Eccetera, eccetera. E Franco poco a poco è entrato in relazione con noi e l'ultima edizione alla quale ha potuto, scusa, partecipare, Sì. lui ci ha chiesto di poter fare il fantasma del castello. Ah, Ovvero, ovvero fa, dato che tanti, geniale questa cosa, dato che tanti invitati, perché scrittori e scritture sì, in castello praticamente invita i drammaturghi e le drammaturghe friulane, invitava all'epoca ad esporre i loro lavori, a farci capire qual era la loro sì, traiettoria, eccetera, eccetera. Fa, dato che molti drammaturghi e drammaturghe io già li conosco da tempo e potrebbero essere influenzati un po' dalla mia presenza, perché già aveva relazioni intrecciate con sì. moltissimi. Io voglio essere lì, presente, ma come se non ci fossi, e al momento opportuno fare la domanda. E insomma, lì abbiamo capito che, ok, sei dei nostri, abbiamo capito che ha rotto subito quella separazione generazionale, ho sentito, no? Sì, 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 Grande certo. dote, si metteva alla pari tua nonostante fosse un gigante, perché qui parliamo in modo amichevole di un amico, ma ricordiamo è un gigante questo Certo, certo. per chi ascolta questo Sì, documento, sì, questa sì. testimonianza. E quindi ha rotto subito questo scalino tra di noi, l'ha sfasciato, no? E ha voluto porre il gioco. E poi c'è un'altra cosa importante che, e questa ce la segniamo sempre, ce la ricordiamo ed è il motivo per cui siamo qui, che apriva delle porte. Ci ha aperto delle Sì, porte, ci ha dato delle possibilità, ma non gliel'avevamo... Sai, di solito da giovani tu sei abituato a supplicare per delle opportunità, lui ci dava delle opportunità senza che gliel'avessimo chiesto prima. sì, E per quello siamo rimasti alla fine legati eh beh, indissolubilmente a lui, no? certo. Non so. Sì, sì, non poteva essere altrimenti, cioè lui proprio ti aiutava, ti spronava, ti dava gli strumenti per comunicare magari delle cose che tu avevi dentro ma che non eri in grado di comunicare o non trovavi lo strumento giusto, no? Per esempio, parlavamo prima del blog, no? Che lui aveva creato Sì. come persona così molto curiosa anche del mondo digitale. Lui insieme a Maurizio Mattiuzza, Walter Tomada e Paolo Cantarutti, aveva dato vita a una scuola di scrittura creativa in friulano e Mhm. per continuare a tenere i contatti con le persone che avevano frequentato questa scuola aveva anche realizzato un blog dove invitava poi, diciamo, i corsisti a continuare a mandare le loro prove letterarie, no? Ma non solo, poi metteva anche materiali diversi. Una volta mi ha detto, ma Umberto, non hai, tu che vai sempre a Parigi, io cominciavo a frequentare Parigi ancora prima che mio figlio poi ci andasse a vivere, perché non mi scrivi un testo? E gli ho mandato un reportage su Parigi che lui poi ha illustrato con delle bellissime fotografie in bianco e nero di Duilio Cosatto, Mhm. altro grande fotografo, amico storico di Franco e compagno di tante sue avventure intellettuali. Poi io e lui abbiamo fatto, mi ha voluto intervistare su Amedeo Giacomini, per esempio. Abbiamo Mhm. fatto un'intervista a due voci su Amedeo Giacomini, che è stato un altro grandissimo personaggio della letteratura friulana e Mhm. non soltanto friulana, ma che poi ha avuto una grande importanza anche per Franco, soprattutto negli ultimi anni della sua creatività letteraria.
Quindi lui creava lo strumento e poi non si accontentava di mettere le sue cose, anzi, quelle erano le ultime cose che ci metteva dentro. Lui provocava gli altri, diceva perché non mi scrivi un racconto, perché non mi mandi un reportage, perché non mi mandi delle foto? Mi ricordo che insomma, negli ultimi mesi io, lui e Giacomo Trevisan, che è stato uno dei corsisti poi della scuola di scrittura creativa in Friulano, Sì. stavamo ragionando su una rivista da mettere in piedi, una rivista culturale sul Medio Friuli, cioè di tutta questa ampia zona di cui Codroipo è l'ombelico. Tra Sì. l'altro sono riuscito, diciamo, l'anno scorso, proprio nell'ultimo scorcio del 23, a creare una cordata di soggetti locali che per fortuna ha ristampato Storia brevissima di Codroipo Mhm. di Franco Marchetta, che appunto era un libro uscito in prima edizione nei primi anni 2000 e introvabile, esaurito da anni, e siamo riusciti, insomma, con una cordata locale tra banche, Lions, Rotary, Caffè Letterario Codroipese, eccetera, a ristamparlo. E adesso a scuola c'è un'animatrice teatrale molto brava che l'anno prossimo, nel prossimo anno scolastico, comincerà a lavorare con i ragazzini su quel libro per provocare in loro poi delle azioni teatrali su questo tema. Ecco, quindi in sunto è un generatore di contatti, Esatto, un generatore di esatto. giochi letterari e anche un generatore di idee, sempre interrogandosi sulla novità, su quello che sta accadendo, no? Sì, sì, sull'attualità anche, certo. E, insomma, da grande giocatore con la realtà ci ha lasciato un giocattolo, giusto? Esatto. Ce ne ha lasciati tanti Sì, in realtà, però ci ha ce lasciato n'è. eh, per questa, diciamo, dal punto di vista drammaturgico, ci ha lasciato un giocattolo, ovvero c'è la questione legata alla nebbia. Vuoi Esatto. dire due parole su questo testo, su perché è un Sì, giocattolo letterario? cercherò, scusatemi se poi quando comincio a parlare di Franco qualcuno mi dice, ma dovresti anche controllarti perché ci sono talmente tante cose che mi si affollano nella mente che non è facile poi anche essere sintetico. Vai, Comunque vai cercherò di tranquillo. esserlo. Vai tranquillo. Cercherò di esserlo. Beh, La nebbia è un testo teatrale inedito che abbiamo trovato nel suo gigantesco archivio, in parte digitale, in parte cartaceo ancora. E subito nell'anno stesso della sua prematura scomparsa, 2014, si è creato spontaneamente, ed è rimasto tale, un gruppo di amici che hanno cominciato subito a pensare ma come possiamo continuare a sviluppare le idee di Franco, non a celebrarlo o a Mm. commemorarlo. E subito nel 2014, lui è scomparso nel maggio, già in settembre-ottobre avevamo messo in piedi tre iniziative diverse, tutte e tre di un certo peso. Un bellissimo convegno, ricordo, a Mm. Codroipo, un concerto con i Carny Cats, che erano un gruppo col quale Franco era entrato in contatto, anche lì stimolato dalla loro musica e dal loro uso molto creativo del friulano. E poi abbiamo fatto la prima lettura scenica del testo La nebbia. Il Matearium ha avuto la capacità di presentare nel modo migliore questa lettura scenica con vari amici che si sono prestati a questa iniziativa. La nebbia è un testo che prende le mosse da un romanzo inedito, La biblioteca segreta. La biblioteca segreta è un romanzo che in realtà esiste in almeno due versioni, una versione più breve, una versione più lunga, perché Franco tra l'altro era un lavoratore instancabile. Negli ultimi anni spesso mi veniva a trovare in ufficio, io lavoravo in regione, nella sede di Udine, e lui frequentava abbastanza spesso quegli uffici per progetti europei che lui seguiva come responsabile di un gruppo di azione locale nelle montagne friulane, nella zona di Gemona soprattutto, passava in regione per le sue riunioni, dopo passava da me e mi metteva sul tavolo i libri già stampati, uno dietro l'altro.
Dicevo, ma come fai a lavorare tutto il giorno e a scrivere di continuo, a produrre, a pubblicare? Ah, ma dormo poco la notte, gli diceva. E quindi era veramente instancabile. Tra le cose inedite c'è La biblioteca segreta, questo testo che presenta delle atmosfere distopiche. Da queste atmosfere poi è stato tratto sempre dallo stesso Franco La nebbia. È un testo secondo me addirittura profetico perché è stato scritto nei primi anni 2000, ma già prefigura quello che poi è stato addirittura il risultato del Covid, cioè in questo testo teatrale si immagina che anzi, prima nel romanzo La biblioteca segreta, poi nel suo sviluppo teatrale si immaginava una città che palesemente era Udine, praticamente distrutta da un violento terremoto, dove le persone colpite poi anche da un'epidemia, da una serie di epidemie addirittura, diciamo la grande maggioranza degli abitanti si è trasferita e è andata a vivere in un grande centro commerciale alle porte della città di Udine, una piramide poi, guarda caso. Quindi il centro commerciale diventa un luogo di residenza, di abitazione, no? Tra l'altro qui si nota anche il Franco Marchetta architetto, perché lui è un architetto di formazione, ha sempre lavorato anche come architetto, oltre che come pianificatore del paesaggio. E quindi qui c'era la sua critica anche ai centri commerciali, a questa dimensione sempre più pervasiva della vita quotidiana del centro commerciale, nato come luogo di commercio, poi diventato luogo dove si va a mangiare, poi luogo dove si va al cinema. Nella sua idea diventava proprio il luogo dove si vive perennemente, chiusi là dentro. Nella sua idea distopica, le macerie della città praticamente distrutte dal terremoto erano abitate da alcuni resistenti, li chiama, cioè persone che non volevano abbandonare le macerie perché tra le macerie vedevano ancora i segni della cultura, i segni dell'identità di chi aveva abitato quella città. E quindi nel testo teatrale La nebbia c'è questo personaggio che viene anche sfiorato da una serie di, come dire, di episodi che si rifanno al terrorismo. Tra l'altro Codroipo negli anni delle Brigate Rosse è stata segnata anche da alcuni personaggi importanti che si è scoperto che facevano parte delle Brigate Rosse, che hanno partecipato a sequestri importanti e così via. Quindi Franco, come persona cresciuta a Codroipo e perennemente impegnata non solo nella cultura ma anche nella politica, è stato anche consigliere comunale Franco. Quindi sentiva il bisogno come intellettuale e come scrittore di fare i conti anche con questa dimensione del terrorismo codroipese. Quindi il protagonista della nebbia viene a che fare con una persona che ha partecipato a un tentativo di sabotaggio terroristico rispetto al grande centro commerciale e poi la vicenda si sviluppa, ecco, con toni anche profetici, perché le persone sono isolate, le poche persone che vivono nella realtà vera, diciamo, sono isolate tra di loro e gli unici collegamenti logistici sono assicurati dagli extracomunitari, no? Anche qui Franco coglie con grande anticipo un segno dei tempi, cioè la presenza sempre più importante di persone che vengono da altre realtà, da altre lingue, da altre religioni, da altre culture. Ecco, E poi c'è la questione legata a come questo testo finisce, come si conclude. Perché, sì, se da una parte è vero che il testo finisce nella nebbia, ovvero c'è un sì, finale che sfuma, che è vago, che è sfilacciato, come qualcuno che si esatto, addentra nella nebbia, dall'altra parte sembra voler dire, sembra indicare che il testo non è stato completato, oppure, più giocosamente, potremmo dire sì, che Franco ad un certo punto ti dice: "E tu come continueresti? Tu che cosa immagini? Tu cosa vedi certo, in questa nebbia?" Ed è stata, diciamo, l'occasione che ehm,
ci ha dato l'opportunità di continuare, no, le orme di Franco, no? Quando ci siamo Sì, riuniti tra di noi per sì. discutere su cosa fare, no? Sì, guarda, secondo me avete avuto un'idea geniale voi di Matearium perché avete colto questa opportunità, no? Perfettamente in linea con lo spirito delle cose che Franco praticava, faceva, scriveva, voleva. Cioè, secondo me dobbiamo essere assolutamente orgogliosi di aver ancora una volta giocato con la scrittura di Franco. Proprio perché questo era il segno della sua presenza sulla scena letteraria. Avete colto prima di tutto voi, questa potenzialità di coinvolgere altre persone interessate al teatro. E infatti la risposta mi pare che è stata assolutamente al di sopra di ogni previsione, no? Con la vostra proposta di scrivere un finale alternativo che ha ricevuto più di 70 richieste di maggiori informazioni, richieste di collaborazione, di presenza, per poi arrivare alla produzione vera e propria di 25, 30, adesso non ricordo esattamente il numero, ma molto alto, di finali alternativi. Quindi noi, diciamo, come gruppettino di amici, ovviamente non si può tacere la presenza di Massimo Sommaglino del Teatro Istabil Furlan, che è Certo. stata un po' la scintilla da cui è nato poi questa bella sfida. Teatro Istabil Furlan, che poi ha coinvolto la società filologica, no? Che ha permesso poi anche a Matearium di lavorare sulla traduzione in friulano del Sì. testo La nebbia, e con la bellissima idea poi di chiedere a chi era interessato di scrivere finali alternativi e le risposte sono state veramente molto molto interessanti. Sì, sì, ho avuto la sensazione, e poi leggendo i testi che ci hanno inviato, perché poi li abbiamo letti tutti quanti, tutti assieme Sì, nel certo, comitato, ovviamente non tutti quella stessa sera che ci siamo trovati al, al caffè Couchage in centro a Udine, esatto. ma li abbiamo letti ognuno per conto nostro, ma la sensazione che abbiamo avuto quando ci siamo incontrati è che veramente che Franco fosse lì in un modo vivo, perché quel gioco era suo, no? Quel gioco era Certo, suo e certo. che riuscivamo bene a immaginare che gli sarebbe piaciuta come questione. Anche, ti posso dire, gli sarebbe anche piaciuto, secondo me, osservare questa cosa come la gestivamo noi, no? Sì, E come sì, noi sì, sì. cercavamo di raccogliere la sua eredità. Una cosa mi sono segnato mentre parlavi, Sì, la resistenza di questi personaggi, che è resistenza di identità, le persone resistono sì, nell'immaginario della nebbia per difendere la loro identità. E noi stiamo difendendo un po' l'identità anche e l'importanza di Franco, perché è sì, vero che da vivi è sempre un po' complicato, no? Mentre si vivono le cose, riconoscere cosa ha valore, magari da cosa non le sì, ha. Sei troppo preso, no? Dalla vita, eccetera. Però un motivo per cui siamo qua, facciamo questa telefonata, un motivo perché poi nelle altre pilloline ci sarà il dibattito che tu hai tenuto con Walter Tomada e con Gianmaria Marchetta il giorno che abbiamo sì, fatto l'evento a Codroipo presso l'Ottagono, no? Il 28 di maggio, e poi ci sarà la lettura scenica da parte del Teatro Stabil Furlan, guidato da Massimo Somaglino. Perché facciamo questa cosa? È perché si deve assolutamente affermare, io lo voglio, penso che lo vuoi anche tu, lo vogliono tutti gli altri nomi che secondo me hai citato in questa rete che era sì, Franco, che venga riconosciuta l'importanza di questo intellettuale per la nostra terra, per il Friuli, per la nostra lingua, per la lingua friulana, per la cultura, per la storia del nostro luogo, perché ha segnato veramente il passo dei tempi, segnava il passo dei sì, tempi. sì, 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 E, e secondo me non dobbiamo mollare il fatto che Franco deve entrare ufficialmente nell'immaginario dei grandi che hanno fatto la sì. nostra terra. Cosa ne pensi?
Ma sicuramente, guarda, intanto diciamo, ha scrollato, ha fatto cadere molta polvere dall'espressione in lingua friulana, soprattutto in prosa. Lui ha cominciato scrivendo in italiano, no? Molto influenzato anche da Elio Bartolini, che era praticamente una persona di casa per Franco. Poi si è avvicinato di più ai temi di Amedeo Giacomini, riscoprendo il friulano come Amedeo Giacomini dopo il terremoto aveva riscoperto l'espressione poetica in lingua friulana. Franco ha cercato di lavorare sul livello qualitativo dell'espressione in prosa in lingua friulana, appunto togliendo molta polvere, emancipando l'espressione in friulano da quella dimensione vernacolare che Sì, purtroppo è spesso presente, no? Dall'usare il friulano in prosa come barzelletta, come storiella, no? sì, Sì, anche nel teatro in lingua friulana purtroppo sono pochissimi gli esempi, al di là dei testi scritti da Franco Marchetta, di testi interessanti, al passo coi tempi, capaci di essere pietra di paragone anche nei confronti di tutta la produzione letteraria, non solo italiana, ma europea. sì. Sì, Franco sicuramente è stato un grande, dobbiamo leggerlo, si deve leggere Franco Marchetta. Io so che non è facile avvicinare le persone alla lettura di prosa in lingua friulana. Io non sono di lingua madre friulana, mi sono avvicinato molto al friulano, soprattutto grazie a Franco, e sono riuscito a leggere tutti i libri che Franco ha scritto, anche quelli in lingua friulana. È un friulano tra l'altro molto godibile, molto piacevole, al passo coi tempi, un friulano che si confronta con il francese, con l'inglese, col tedesco o con altri dialetti italiani, per esempio. È un friulano che cerca, come diceva il grande Pasolini, Pasolini aveva usato questa frase, no? Di esprimi sentiments pials e segres dal cor, che a me piace tantissimo. Cioè, la sfida della prosa in friulano di Franco era quella di riuscire a rendere il friulano una lingua capace di esprimere i sentimenti più alti e segreti del cuore. Un friulano all'altezza dei tempi, dell'orizzonte linguistico e culturale che stiamo vivendo. Questa è stata la grande sfida. Adesso bisogna essere capaci noi di continuare a leggerlo, di farlo leggere, di farlo conoscere, perché gli autori li puoi conoscere solo leggendoli, no? Facendoli tuoi, assimilandoli, digerendoli un po' alla volta, apprezzandoli. Sì, Questo è il lavoro da fare. magari per chi non conosce il contesto, perché per noi è tanto importante, e il fatto che stiamo parlando di una terra di confine, ma anche una terra di contatto con altre realtà, la nostra, del Certo, Friuli, che ha un'identità molto precisa, una storia precisa, una lingua anche capace di raccontare storie che non si possono raccontare ovviamente in altre lingue e che poco a poco, come nella nebbia, sta un po' scomparendo, si sta omologando, si sta certo, conformando, no? certo, certo. Ahimè sì, ahimè sì. Stiamo perdendo i connotati di una cultura che era molto legata alla civiltà contadina, ovviamente. La civiltà contadina è scomparsa praticamente, anche se Elio Bartolini continuava a lanciare invettive contro la monocultura del mais, no? La polente come un madon, eccetera, però la civiltà contadina non c'è più. C'è un'agricoltura moderna, meccanizzata, che non ha più nulla di quel mondo culturale, no? Che era tipico del lavoro nei campi. Il friulano come lingua nasce e cresce per raccontare quella dimensione, quegli strumenti di lavoro, quei rapporti familiari. Si tratta adesso di inventare un friulano capace di raccontare il terzo millennio. Questo è il mondo digitale, il terzo millennio, anche i social, perché no? Cioè essere presente nei linguaggi di oggi, e questo è il passo da compiere. Bene, allora direi che abbiamo creato un punto di numerosi punti di approfondimento, di
anche per incuriosire le persone ad avvicinarsi a Franco o per ricordare Franco per i tanti amici che ascolteranno questa nostra chiacchierata, no? Che ha l'unica pretesa di tenere vivo questo ricordo, ma tenere vivo anche questo battito, questo percorso, questo viaggio che Franco ci spinge a continuare a compiere. Ti ringrazio È stato un Umberto. piacere, è stato un piacere. Grazie a te, Sandri. Mandi, a presto allora. Mandi e adesso ci sarà l'ascolto del dibattito che è avvenuto il 28 di maggio presso l'ottagono di Codroipo e poi la lettura scenica della Fumate.